Monica, io sono appena arrivato a Cittadella, ho passato la porta di Bassano, ma dove sei? Ti sto aspettando al bar Borsa, vieni che ti ho già ordinato qualcosa di tipico da farti assaggiare. Arrivo subito. Monica! Ciao David! Eccomi qua! Benvenuto ciao. a Cittadella. Grazie! Ma tra l'altro in un attimo ci troviamo nel Medioevo. Esatto, l'impressione quando si entra in città è proprio quella di tornare indietro nel tempo. Pensa che la città è stata fondata nel 1220, perciò quest'anno si festeggiano gli 800 anni della città. Io ti ringrazio anche per avermi accolto così. Ti ho fatto preparare un americano con dei cicchetti e ho scelto questo posto in particolare perché da qui sembra proprio di essere sul salotto della città e si può vedere il Duomo e il Palazzo della Loggia sorseggiando appunto questi drink. So che addirittura si può salire e fare questo camminamento unico in Europa. È l'unico camminamento in Europa completamente percorribile, di forma ellittica e di epoca medievale. E dopo ti porto. Bene, facciamo un brindisi per iniziare? Cin. No, fermo! Ah. Per buon augurio si batte. Percorrere il camminamento di ronda sulle mura di Cittadella è un'esperienza imperdibile, in grado di catapultarci indietro nei secoli e farci rivivere le emozioni delle grandi epopee medievali. All'interno possiamo ammirare il Duomo, il Palazzo Pretorio, il Municipio, il Campo della Marta e la distesa di tetti rossi delle case antiche e dei palazzi storici. Adesso siamo a 15 metri d'altezza, la passeggiata che stiamo facendo è una passeggiata che dura più o meno 2 chilometri e per farla tutta ci vuole un'oretta di tempo. È la cosa più bella da fare quando si viene a Cittadella perché oltre al camminamento di ronda ci sono anche dei musei visitabili lungo il percorso. Adesso ti porto nella terrazza panoramica a 30 metri d'altezza sulla Torre di Malta per ammirare il panorama. Siamo a 30 metri d'altezza, il punto più in alto delle mura di Cittadella. Da qui si possono ammirare le montagne alle nostre spalle con in cima a grappa proprio dietro al campanile e dalla parte opposta abbiamo il panorama dei Colli Euganei. E un leggero venticello che ci abbraccia, ma come mai si chiama Torre di Malta? Allora, Malta vuol dire prigione, infatti queste una volta erano delle carceri. A dominare tutta Cittadella, ovviamente. Da qua noi ti ringraziamo per questa incredibile passeggiata. Grazie a voi. E la nostra gita fuori porta continua. Il nostro viaggio in terra veneta si conclude nella trattoria e vineria da Rocco, una delle eccellenze di Cittadella. Marco, noi siamo entusiasti del nostro viaggio, anche se non abbiamo ancora assaggiato il famoso baccalà. Eccolo qua, il nostro baccalà con la polenta, baccalà alla vicentina, come si vuol dire. Sì, perché voi praticamente proponete tutti quelli che sono i piatti del territorio. Sì, oltre al baccalà, i bigoli all'anitra, il minestrone classico di fagioli, un piatto invernale tipico. Siamo anche specializzati sulla carne. Non sei solo, tra l'altro. Non sono solo, ho un socio, si chiama Mario, lui è addetto ai fornelli, lo chef. Vi ho preparato alcuni vini in abbinata ad alcuni piatti che abbiamo proposto. Tipo partiamo da? Allora, partiamo ad esempio da questo gazpacho. Io lo proporrei con un classico bollicine di un brut. Andiamo su questo carpaccio di manzo marinato ai fichi. Io ci abbinerei un buon Valpolicella superiore classico. A seguire con il baccalà e la polenta io andrei su un buon soave classico. Marco, a questo punto brindiamo. Prendiamo. La nostra gita fuori porta termina qui, ma se vi siete persi qualcosa, prendete appunti.